classifica non molto buona della sanità veneta, ci hanno declassato al quinto posto rispetto al secondo del 2012. Io non sono fortunato, è un dottor bravo. Me lo saluti il dottore, se non ci fossero i medici. Io il messaggio che sto portando a tutti i sindaci che incontro è quello della massima collaborazione, ma non solo. Tiriamoci su le maniche e cerchiamo di lavorare. Sì. Come fanno i veneti? Il Presidente non si è mai accorto di nulla fino ad ora. Io anche posso credergli che non si sia accorto di nulla, ma allora non è in grado di continuare. Che sia il paron de casa, come che diremo noi nel Veneto, no? E il paron de casa non l'abbiamo avuto. Zaia si tiene il principale assessore di Galan, che era Renato Chisso. Renato Chisso insieme a Galan 20 milioni di euro ha sottratto ai veneti. Come ti sposti per andare a Mestre? Vedi che ho fatto la domanda giusta. Io ho votato Forza Italia per una vita. Quando io governerò la regione, dopo un anno ci ritroviamo e dopo mi giudicherai. Ciao. Grazie. Ti scrivo su Facebook. Zaia è andato giù a Roma. Quando gli hanno chiesto del Mose, sai cosa ha risposto? È un cantiere dello Stato. Ma perché i dirigenti chi è che li sceglie? Io sento parlare di Veneto autonomo. Sì. Se dovessi essere presidente. La Lega e il centrodestra ci hanno parlato di autonomia, indipendenza e federalismo. Hanno portato a casa una roba di queste 3 in 20 anni. Ritengo che nel mio programma il tema dell'autonomia sarà centrale, perché io pretendo per il Veneto le stesse prerogative che hanno Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige. Scuola, formazione, lavoro, infrastrutture e turismo, decido io. C'è un percorso costituzionale, sarà magari più lungo, però sicuramente arrivo all'obiettivo. Dal 1° gennaio ad oggi sono 7.000 i posti di lavoro creati in Veneto grazie alla nuova normativa sul lavoro e 2.600 aziende venete che stanno utilizzando il Jobs Act per passare da contratti precari a contratti a tempo indeterminato. Non c'è più trasparenza, non c'è più onestà. Le persone oneste sono maltrattate. Cioè, i veneti si meritano di più. Avevamo una sanità buona. Una classifica nazionale sulla sanità veneta. Abbiamo fatto 3 passi indietro. Siamo stati declassati di 3 posti in un solo anno. A conferma di questo sono le lunghe liste d'attesa. E per questa umiltà, per questo ascolto, per la condivisione, per il fatto che è il Veneto che cambia e sono i veneti che lo fanno cambiare, io sono sicura che l'11 maggio noi ci sveglieremo con un'aria più bella e più fresca. Grazie. Tutta la mia ammirazione. Grazie, grazie La mille. politica torna a vivere senza gente. Grazie.